Ciao ragazzi e bentornati su Calcio Espresso. Si è appena conclusa la 26esima giornata di Serie A e secondo noi è doveroso fare una sorta di excursus sulla classifica, parlare delle varie squadre e lo faremo da qui fino alla fine del campionato. Cominciamo. Faremo un'analisi dell'ultima giornata di Serie A, lo faremo da qui fino alla 38esima e parleremo dalla zona più bassa della classifica fino alle vette più alte. Parleremo anche un poco anche delle singole squadre per capire la loro forma, come cambia la loro classifica e un po' anche gli obiettivi che potranno raggiungere. Io inizierei col mettervi questa immagine. Ecco qua, partirei dalla parte più bassa della classifica per arrivare poi a quella più alta. Partirei con il Verona che subisce una brutta sconfitta fuori casa contro il Sassuolo per 3-0. Verona orfana dal mercato di gennaio di Giovane che è andato solo all'ombra del Vesuvio, orfana di Orban in questa partita col Sassuolo, sarà orfana di Orban anche nella prossima partita. Purtroppo resta a 15 punti con solo 2 vittorie in 26 partite ed è la seconda peggior difesa, seconda solamente al Torino. 9 punti di distacco rispetto alla zona salvezza al 17° posto della Cremonese sono tanti. Nelle ultime 4 partite, come vedete, nelle ultime 5 partite, scusatemi, ne ha perse 4 e lo stesso scorre anche del Pisa. Il Verona credo in tanti anni ha avuto il rischio di retrocedere, l'ha accarezzato quel rischio parecchie volte, credo che quest'anno sia l'anno per loro giusto, cioè, purtroppo hanno un piede e mezzo nella fossa, mettiamola così. Stesso discorso si può fare anche per il Pisa, vanno a braccetto, sia la squadra toscana che il Verona hanno lo stesso score. Nelle ultime 5 partite 4, come dicevo prima, 4 sconfitte e un solo pareggio. Il Pisa addirittura una sola vittoria in tutto l'arco del campionato. Poco, troppo poco. Anche per una neopromossa che ha l'obiettivo ovviamente quello di salvarsi, ma è veramente troppo poco arrivati a questo punto. Il Pisa aveva iniziato bene, sotto la guida di Gilardino, belle prestazioni, pochi risultati, però non ha mai convinto del tutto. Purtroppo ragazzi i risultati parlano sempre chiaro. Se tu fai delle belle prestazioni ma poi non porti a casa il risultato, la fine è sempre la stessa. Infatti Gilardino è esonerato e il Pisa, anche se poi vediamo nei singoli, non ha neanche una squadra secondo me molto ben attrezzata per la Serie A. Quindi diciamo che il destino era quasi pressoché segnato per la squadra toscana, soprattutto se poi vai a perdere un derby contro la Fiorentina, quello di ieri, che era un derby più che altro, più che derby, era uno scontro salvezza, perché la Fiorentina vincendo si porta, e dopo ci arriviamo, a 24 punti e te Pisa rimani ancora a 15 e vieni distaccato ancora di più dalla zona salvezza. Quindi credo che queste 2 sconfitte, sia del Verona contro il Sassuolo che il Pisa contro la Fiorentina, possano decretare quasi certamente la retrocessione. Poi vedremo da qui alla 38esima se ci saranno dei miracoli. Passando avanti, vediamo che abbiamo un terzetto, niente male, con Lecce, Cremonese e Fiorentina. Bisogna fare un po'. Sono 3 squadre che hanno 24 punti, ma si sono discorsi un po' a sé. Il Lecce, infatti, come vedete dallo score, nelle ultime 5 partite ne vince 2, ne perde 2, ne pareggia una. È una squadra sì altalenante, ma comunque una squadra da quella posizione in classifica. E devo dire la verità, per i giocatori che si ritrova, il Lecce Di Francesco comunque gli sta dando una sorta di una sua identità. Gioca a tratti abbastanza bene,
forse pecca di gioventù, un po' di cattiveria, però i risultati a volte li porta e non per nulla ha 24 punti, ha 6 vittorie in 26 partite. La Cremonese invece aveva iniziato bene. La Cremonese aveva iniziato bene il campionato, però poi credo dalla 10ª giornata ha iniziato ad avere un po' di un tracollo, si è adeguata, si è assuefatta a quella posizione di Cenerentola del campionato e ha iniziato a perdere partite su partite. Infatti, vedete lo score, sono 4 sconfitte nelle ultime 5 e questo a poco passano le giornate e si ritrova lì a pari punti con la 18ª, quindi diciamo che è come se fosse retrocessa. E poi dopo la sconfitta contro la Roma per 3-0, non che si chiedesse alla Cremonese di vincere contro la Roma, assolutamente, però continua il trend negativo. Il Lecce aveva vita dura contro l'Inter, lo si sapeva, e non sono quelle le partite che il Lecce deve portare a casa. La Fiorentina invece, zitto zitto, quatta quatta, inizia a risalire la china. Scusatemi, la Fiorentina credo che non vinceva per 14 partite, non ha vinto da inizio campionato, poi è iniziato dopo il cambio allenatore, è arrivato Vanoli. Innanzitutto lui ha ripreso la squadra a livello psicologico. Io devo dirvi la verità, la davo per spacciata. E invece, comunque, la qualità della rosa c'è, inizia a risalire la china e ha la qualità per farlo. Quindi mi aspettavo che potesse prendere questa piega la Fiorentina. Doveva per forza di cose risalire la classifica. Andando avanti, Torino e Genoa si trovano anche loro appaiate a 27 punti. Il Genoa sotto la guida di De Rossi sta facendo molto bene. A volte i risultati non arrivano, ma le prestazioni ci sono. Poi è una rosa abbastanza qualitativa negli 11 titolari e anche nelle riserve. E il Torino, ragazzi, io non la capisco. Il Torino, notizia di 2 giorni fa, Baroni è stato esonerato, al suo posto arriverà D'Aversa, ma il Torino rischia seriamente, perché togliendo la Cremonese, tra le squadre che stanno dalla 18ª alla 12ª, ci metto anche il Parma, il Torino è quella che ha la forma peggiore di tutte. E non parlo del trend di risultati, parlo proprio come prestazioni. Non la vedo, è enigmatica, una squadra abbastanza enigmatica. E poi se andiamo a prendere anche i gol fatti e gol subiti, ha solo segnato in 26 partite 25 gol e ne ha subiti 47. È la difesa con più gol subiti nel campionato di Serie A. E parliamo comunque di una squadra che ha nei singoli, ha nei giocatori alcuni di buon livello, vari Simeone, Zapata, c'è Adams, Vlasic, Casadei, per citarne alcuni. Strano, abbastanza strano. Probabilmente D'Aversa dovrà, sicuramente lo farà, cambierà un po' l'inerzia di questo andamento. Il Torino comunque viene dalla sconfitta proprio contro il Genoa, che recupera terreno e si porta a pari punti sui Granata. E come dicevo, il Genoa con De Rossi ha trovato assolutamente una quadra. Il Parma, ragazzi, il Parma ha 32 punti, onesto, non ci arriva un euro al Parma. La scommessa questa sembra che stia funzionando, con delle prestazioni a volte non molto convincenti, comunque i risultati li porta a casa.
sono 8 vittorie, 8 pareggi, sono solo 10 le sconfitte. Ho detto bene? Sì, sono solo 10 le sconfitte. Segna poco, e forse credo sia dopo il Lecce è il secondo peggior attacco della Serie A, però intanto 4-4, zitto zitto. Terza vittoria consecutiva e 9 punti in cascina nelle ultime 3 partite e ha 32 punti. E l'ultima partita, non di poco conto, l'ha vinta contro il Milan, anche se ci sono stati comunque dei problemi, delle sviste arbitrali, mettiamole così. L'Udinese, ragazzi, l'Udinese è sempre lì. L'Udinese viaggia tra il 12° al 10° posto, ogni anno è così. L'Udinese fa un filotto di partite buone, poi si adagia, perde, pareggia, ritorna a vincere e anche in quest'ultimo periodo, come vediamo, sono 5 le partite, scusatemi, sono 3 le partite di fila perse nelle ultime 5 partite e l'ultima la perde contro il Bologna nel posticipo di ieri, di lunedì sera, del Monday Night. L'Udinese è questo, senza infamia, senza lode. Runeic comunque ha dato sì un'identità alla propria squadra. Fa un campionato tranquillo e nulla a pretendere, mettiamola così. Passiamo invece alle zone un po' più calde, e sono queste qua, eccole qui. Allora, la Lazio, ragazzi, io credo per i tifosi della Lazio, credo che parlo a voi e potete accontentarvi onestamente di questa stagione perché è partita con i peggiori pronostici. È partita con i peggiori pronostici. La Lazio, ricordiamo, non ha fatto mai mercato a giugno perché aveva il mercato bloccato. Ha cercato di fare qualcosina a gennaio, pur avendo delle importanti uscite. Aggrappatevi a Sarri perché fare quello che sta facendo Sarri in questo momento non è facile. Non andrete nelle coppe, non andrete in Europa per l'anno prossimo, molto probabilmente, però onestamente questo deve essere l'anno zero per i biancocelesti. Deve essere l'anno zero. E come 0-0 è stato anche ci siamo dimenticati di parlare del Cagliari, e ne parliamo adesso che parliamo della Lazio, perché la Lazio ha pareggiato 0-0 contro il Cagliari. A me finiamo della Lazio e poi parliamo di Cagliari. La Lazio, dicevo, questa sarà la posizione, 10° nono posto, o massimo l'8°, ma va bene così, ripeto, per la Lazio, per i biancocelesti, questo secondo me deve essere l'anno zero, l'anno della ricostruzione. Parlavo del Cagliari e riprendo nuovamente, eccola qui, mi ero dimenticato dei sardi, scusatemi ragazzi, non mi dite niente. Il Cagliari, io credo che si salverà tranquillamente, credo che non sarà invischiata nella lotta per non retrocedere, perché Pisacane fa giocare bene la sua squadra, è tutt'uno con la squadra, tutt'uno con i ragazzi, tutt'uno con i tifosi, ha degli elementi validi, a me piace tantissimo Borrelli, Chilichoi è un talentino su cui poterci puntare tantissimo. Il Cagliari è una bella squadra e mi piace anche il fatto che valorizza molto gli italiani. Non mi ricordo se sono o 9 o 10 italiani in campo nella formazione ideale, non è di poco conto. Non è di poco conto. Ritorno nelle parti alte per andare a vedere, per andare a analizzare il Sassuolo. Il Sassuolo sarebbe stato scontato dire che tra le neopromosse il Sassuolo è quella che poteva sorprendere di più. La squadra ce l'ha, lo sappiamo. Diciamo che l'annata storta è stata quando è scesa in Serie B. Il Sassuolo ha tanta qualità, tanta tecnica nei singoli, nel collettivo. Grosso li fa giocare molto bene. Hanno lì davanti comunque un tridente per una squadra neopromossa di tutto rispetto. Pinamonti, Laurentè, Berardi e
e tanta roba. Berardi non per nulla è il capopopolo dei neroverdi. Il Sassuolo, come dicevamo prima, vince 3-0 contro il Verona in scioltezza. Berardi si fa parare un rigore, lo segna un altro gol, Laurienté sforna assist, Pinamonti segna, e il Sassuolo fa un campionato tranquillo, ha uno score di tutto rispetto, nelle ultime 5 ne vince 4, ne perde una, sta lì, nono posto, e credo che possa essere la sorpresa, oltre che delle neopromosse, proprio in generale, proprio del campionato della Serie A di quest'anno qui. Il Bologna, ragazzi, il Bologna è finita la favola? Forse ritorna un pochettino in una dimensione un po' più piccola, esce un po' più ridimensionata da quest'anno, ma comunque bazzica sempre su quelle posizioni lì, ottavo, settimo posto. Ieri ha vinto di rigore con Bernardeschi che al 75esimo segna contro l'Udinese. Il Bologna comunque è una squadra che porta dei valori e nulla a pretendere secondo me per quest'anno qui. Le posizioni europee purtroppo se la giocheranno le prossime 7 che ci vede, ahimè, noi tifosi del Napoli, diciamo, soffrire un pochettino per la risalita dell'Atalanta, che con Palladino, ragazzi, Palladino ha cambiato da così a così l'Atalanta. Juric stava facendo sfracelli, è arrivato Palladino, che poi mi devono anche far capire Palladino perché è stato cacciato dalla Fiorentina, che poi ricordiamo, lui ha un buonissimo rapporto con la dirigenza, il problema sui tifosi. Il problema sono stati i tifosi con Palladino. Palladino è un allenatore validissimo, che sa quello che vuole, sa come allenare i ragazzi, soprattutto sa come gestire e lavorare con i giovani, e lo sta dimostrando con l'Atalanta, e non era facile, perché comunque prendi una squadra come l'Atalanta che è in Champions League, sì, adesso poi deve affrontare il Borussia nel ritorno di Champions League dei playoff, ma comunque la porta ai playoff e recupera terreno, tantissimo terreno per le zone europee. Ahimè, sconfigge il Napoli 2-1 e si porta a meno 5 dalla zona Champions, cosa che secondo me a 10 giorni, 5-7 giornate fa era abbastanza impensabile. E ha tutte le carte in regola per poter arrivare a quelle zone, a poter dar fastidio, ok? Come può dar fastidio assolutamente è il Como. Il Como, ragazzi, il Como Fabregas è un allenatore giovane, a tratti inesperto, a tratti innovativo, ma ha dei soldati che lo seguono, ha dei soldati e sono tutti giovani soldati, sono freschi, hanno voglia di far vedere, hanno voglia di dimostrare, e lo si è visto anche nella partita contro la Juventus, che uno scontro diretto di quella portata, perché ricordiamo che se la Juventus avesse vinto avrebbe staccato il Como, invece il Como ha vinto, ha recuperato 3 punti e si fa sotto a un solo punto dalla Juve e a meno 5 dalla zona Champions. Il Como ha la possibilità sicuramente di entrare in Europa, assolutamente, e chissà, sognare non costa nulla, chissà se accarezzare quel sogno della Champions League possa poi diventare a maggio realtà. Ha tutte le carte in regola il Como. Quella che invece io vedo in seria difficoltà nelle ultime 4 uscite, sembrava che dopo la prestazione contro l'Inter avesse recuperato un po' di quella verve, un po' di energia mentale,
Dopo la partita del Galatasaray, la Juventus è ritornata, come diceva anche stesso Spalletti, ha fatto 3 passi indietro. Contro il Como ne ha fatti ulteriori 3. La Juventus non la vedo, ma non perché non giochi bene, la Juventus è bloccata mentalmente. La Juventus non riesce a sbloccarsi in determinate dinamiche. La vedo forse la peggiore tra le prime 7. L'Inter non la metto neanche in conto tra la seconda e la settima posizione. Credo che la Juventus sia quella nella peggior condizione. Attenzione alla lupa, ragazzi, attenzione alla lupa, attenzione alla Roma, perché sotto la guida di Gasperini io pensavo, sapevo che Gasperini faceva trottare i giocatori, i giallorossi, ma non pensavo così tanto, onestamente, non me l'aspettavo. Invece ha dato... E la cosa che mi stupisce è che la Roma è la miglior difesa in campionato. 16 gol subiti in 26 partite. E tanta roba, tanta roba. È quadrata. E poi, avendo poi trovato il regalo di Natale con Malen, credo che la Roma abbia trovato il centravanti che serviva a Gasperini per fare un determinato gioco. E lui, dopo la partita contro di noi, aveva segnato, se non sbaglio, 5 gol in 4 partite, 5 gol in 5 partite, una cosa del genere. Si è fermato solo contro la Cremonese, ma ha dato quelle letture in attacco che servivano a Gasperini per far entrare anche gli altri centrocampisti, farli entrare in area, avere delle incursioni in area, avere il suo gioco. Ed è cambiata la Roma. Già prima giocava bene, però gli mancava il puntero. Con Malen credo che abbia fatto jackpot. Quindi è da attenzionare parecchio la Roma, è da attenzionare parecchio, perché darà fastidio, darà filo da torcere per quei posti lì che noi del Napoli dobbiamo cercare di tenerci stretto con tutti denti, unghie, mani, piedi, ma diventare un purpo proprio, lo dobbiamo avvinghiare vicino a quel terzo e se possibile anche il secondo posto. Questa è stata un'annata tragicomica, non tragica, tragicomica, perché ci sono melodrammatica. Ci sono delle sfaccettature proprio napoletane in quello che succede quest'anno. La nostra ironia si può vedere nell'anno calcistico. È un anno strano, e mi spiace che il Napoli non possa far vedere veramente chi è il Napoli. E quindi sono tifoso del Napoli e per una giustizia divina che credo che il Napoli arriverà nelle prime 4, perché stando lì al terzo posto, con tutte le defezioni che abbiamo, tra infortuni, problemi vari, giocatori che non hanno funzionato, un calciomercato a tratti sbagliato, comunque noi siamo lì. E credo che sia giusto che, più che giusto, sia meritato il posto Champions. Ovviamente il posto Champions lo dobbiamo anche meritare sul campo, quindi a noi ci restano queste 12 partite per poter dimostrare che lo possiamo meritare. Il Milan, con la sconfitta contro il Parma, credo che possa aver salutato e aver dato ampio spazio alla fuga dell'Inter, perché ormai sono 10 punti di distacco tra la seconda e la prima. Il Milan, credo che l'obiettivo dei rossoneri a inizio anno era quello di entrare nelle prime 4, ci sono ampiamente. Ovviamente tra il Milan che è seconda e la Juventus che è quinta ci sono 8 punti di distacco. Il Milan deve solo gestire questi 8 punti di distacco e credo che possa farlo tranquillamente. Ha l'allenatore per farlo,
alla rosa per farlo. E ricordiamo anche che questa sconfitta contro il Parma è la seconda sconfitta in campionato, la prima era avvenuta proprio contro la Cremonese nella prima giornata di campionato. Quindi per 24 partite il Milan non ha perso. Ha fatto 24 risultati utili consecutivi, credo che sia non dico una passeggiata perché poi il problema è sempre dietro l'angolo, però sia alla portata del Milan il fatto di gestire questa posizione qui e gestire comunque gli 8 punti di vantaggio che si hanno sulla quinta in classifica. L'Inter, non voglio addentrarmi in discorsi dei tifosotti, Marotta League, cose del genere, no, assolutamente non è quello il mio intento. L'Inter è la squadra più forte del campionato, su questo non ci piove, lo sapevamo già. Ha avuto anche la fortuna, tra virgolette, di avere delle partite facili sulla carta nelle ultime 4, 5, Juventus permettendo, mentre poi le altre dovevano affrontarsi fra di loro, quindi poteva guadagnare tranquillamente terreno. E ha approfittato, ha messo un solco importante fra lei e le altre, le inseguitrici, e credo che adesso possa gestire tranquillamente le forze. Prima di tutto deve passare i playoff contro il Bodo, il ritorno, e poi possa gestire per poter cercare di raggiungere un obiettivo che ormai persegue da tanti anni, che è quella della Champions League, e le energie tranquillamente possono essere portate da un'altra parte, perché 10 punti di vantaggio credo che in 12 partite, quindi parliamo di 36 punti a disposizione, 10 punti di vantaggio, devi solo suicidarti per perderti questo campionato. Bene ragazzi, facciamo un piccolo, velocissimo excursus sui marcatori, ma veloce, comandano gli argentini, con Nico Paz che è secondo, insegue, ma comunque sono 5 gol di distacco con Martinez che comanda, terzo c'è Kenan Yildiz, quarto Højlund e poi Leao, Pulisic e tutto il resto. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo format, cercheremo di migliorarlo, cercheremo di smussare un po' gli angoli, ma cercheremo di comunque portare un po' più di sviluppi a questa sorta di rubrica. Ditecelo nei commenti, mi raccomando, iscrivetevi alla pagina, seguiteci, scusateci se il video è venuto un po' più lungo e spero che vi possa piacere. Un bacio ragazzi.